Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. I resti carbonizzati di un uomo trovati sotto un'auto incendiata a Reggio Calabria, la macabra scoperta nel quartiere Arghillà, indaga la polizia. Un ragazzo di 18 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco nel centro storico di Crotone. A sparare sarebbe stato un 57enne che è stato fermato dalle forze dell'ordine. Da lunedì parte Io Resto al Sud, destinato ai giovani dai 18 ai 35 anni, aspiranti imprenditori che potranno ottenere finanziamenti da 50 a 200 mila euro. Il lento declino del porto di Gioia Tauro, la UIL si indigna, occorre riaprire il tavolo nazionale. Incidente nella notte a Castrovilladi, muore un quarantenne, ferite 5 persone. Nascondeva armi e munizioni in casa, i carabinieri di Vibo arrestano un operaio 45enne, denunciato il genero dell'uomo. Da lunedì a Cosenza il bus cardioprotetto che collegherà gli impianti ospedalieri, le strutture sanitarie e i centri diagnostici cittadini. Successo a Cassano per lo show di Gabriele Cirilli, tale e quale a me. Le calabresi di calcio attive sul mercato di gennaio, nuovi arrivi dalla A alla C, intanto il Cosenza domani ospita il Trapani per la partita di Coppa Italia. Buonasera dalla redazione TG10, come avete sentito dai titoli, due notizie di cronaca nera terribili aprono il nostro telegiornale, questa edizione. Cominciamo dal quartiere Arghillà dove sono stati trovati i resti carbonizzati di un uomo sotto un'automobile incendiata. Vediamo il servizio. Orrore a Reggio Calabria, il corpo di un uomo è stato trovato oggi carbonizzato sotto una Peugeot 206. La macabra scoperta è stata fatta in piazza Modenelle nel quartiere Arghillà, alla periferia sud-est della città. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato ed in particolare dalla squadra mobile della Questura Reggina. Gli investigatori sanno già le generalità dell'uomo trovato morto, ma fino a questo momento fanno solo sapere che aveva 69 anni e che era un incensurato. Nel pomeriggio sono stati ascoltati familiari ed amici, massimo riservo da parte di chi indaga, non c'è dubbio comunque che si sia trattato di un omicidio. Gli stessi inquirenti inoltre non avrebbero dubbi circa le modalità dell'esecuzione. Il 69enne sarebbe stato ucciso, chiuso nel bagagliaio della Peugeot, che è stata poi incendiata. Le fiamme hanno liquefatto la base del bagagliaio, tanto che il corpo totalmente carbonizzato è finito sull'asfalto. La scoperta di quanto avvenuto sarebbe stata fatta in mattinata, ma solo nel pomeriggio si è diffusa la notizia. C'è da pensare, è ovviamente un'ipotesi, che l'omicidio sia stato compiuto in nottata. Non crediamo in effetti sia possibile commettere un'efferatezza del genere in pieno giorno. Il lavoro della polizia non ha avuto pause. Gli uomini della squadra mobile, sotto il coordinamento del questore Raffaele Grassi e della Procura di Reggio Calabria, stanno valutando gli elementi acquisiti in queste ore. Le modalità fanno pensare ad un delitto di mafia, ma non si escludono altri contesti criminali. L'altra terribile storia viene da Crotone, dal centro storico. In via Ducarne è stato ucciso un 18enne, l'autore, il presunto autore, anche se ci sono pochi dubbi sulla dinamica, si è consegnato alla polizia. Qualche problema sulla messa in onda del servizio, vediamo dalla regia se ci dicono che è pronto, aspettiamo un attimo. Una storia tragica che si è consumata proprio nel pomeriggio, un ragazzo di 18 anni è stato freddato da colpi di pistola, 3 a quanto pare esplosi contro il torace nella sede dell'associazione gestita dalla madre, un'associazione contro la violenza sulle donne. Sentiamo. Almeno 3 proiettili hanno colpito il torace di Giuseppe Parretta, il 18enne ucciso oggi pomeriggio nel centro storico di Crotone. Il ragazzo si trovava in via Ducarne, dove ha sede l'associazione Libere Donne, presieduta da sua madre Katia Villirillo, che si occupa di contrasto alla violenza contro le donne. Il giovane, ben voluto e conosciuto in città per il suo lavoro di cameriere in un locale tra i più frequentati, era all'interno del centro quando ha fatto irruzione un 57enne, residente nella zona, che ha esploso i letali colpi di pistola.
Salvatore Gerace, questo è il nome dell'assassino, già noto alle forze dell'ordine, una volta commesso il delitto avrebbe atteso la polizia, consegnandosi agli agenti. Alla base del folle gesto ci sarebbero i contrasti dovuti ai rapporti di vicinato e forse un litigio per l'utilizzo della sosta di una moto. Gerace, portato in questura, è stato sottoposto a interrogatorio da parte del sostituto procuratore Alfredo Manca, che coordina le indagini. Voltiamo pagina. Da lunedì sarà possibile inoltrare la domanda online per ottenere le agevolazioni di Resto al Sud, il bando destinato ai ragazzi di 18 anni e 35 che vogliano avviare nuove imprese nelle regioni meridionali. In Calabria un'industria ha degli sportelli dedicati a chi voglia scommettere e realizzare un'impresa. Se avete tra i 18 e i 35 anni e vivete in Calabria, tenete d'occhio il sito di Invitalia. Da lunedì è possibile inoltrare le domande per creare nuova impresa. La misura si chiama Arresto al Sud ed è destinata ai giovani delle regioni meridionali, in particolare Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, stanziati 1.250 milioni di euro. Le agevolazioni previste dal Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. Il governo, spiegano da Invitalia, che è l'ente gestore della misura, ha messo in campo un incentivo che può coprire fino al 100% dell'investimento proposto dai neo-imprenditori. Si tratta di un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare ad un massimo di 200.000 euro nel caso di giovani che vogliano costituirsi in società. Cosa si può fare? Sul sito di Invitalia le indicazioni sono chiare. È possibile avviare attività di produzione e servizi, escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e il commercio. La facilitazione per l'avvio della nuova attività nel dettaglio prevede il contributo a fondo perduto pari al 35% del programma di spesa, il finanziamento bancario pari al 65% dello stesso programma di spesa concesso da un istituto di credito che aderisce alla convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Gli interessi del finanziamento sono coperti da un contributo in conto interessi. Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni, di cui 2 di preammortamento. Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis. Le domande sono a sportello. Per i giovani con un'idea innovativa è l'occasione per mettersi in gioco. Le associazioni degli industriali hanno degli sportelli aperti per guidare i futuri imprenditori. Torniamo adesso a occuparci del porto di Gioia Tauro. Oggi registriamo l'intervento della UIL. Secondo il sindacato, per arrestare il declino dello scalo calabrese è necessario riaprire il tavolo nazionale. Vediamo. Siamo alle solite, dopo le promesse l'amara realtà. Il porto di Gioia Tauro stenta, arranca, annaspa. Morale della favola, restano in bilico i posti di lavoro. Un 2017 da cancellare, l'orizzonte buio e il sindacato si indigna. Purtroppo il declino del porto è ormai inesorabile da 3 anni a questa parte. Nel 2016 addirittura ha perso il primato sul trashipment in Italia a vantaggio del porto di Genova. Solo pochi mesi fa era stato siglato a Roma un accordo per rilanciare l'importante scalo calabrese, ma già allora la UIL aveva espresso perplessità non siglando quell'intesa, già perché la MCT, secondo il sindacato, aveva mostrato un atteggiamento reticente rispetto al piano industriale che l'azienda si è sempre rifiutata di presentare, un piano ritenuto necessario anche per comprendere quali strategie di sviluppo MCT avesse per il futuro del porto. E viene confermato che i dubbi che noi avevamo rispetto a un atteggiamento incomprensibile e per certi aspetti anche antisindacale da MCT durante il confronto che si è avuto un anno fa, oggi purtroppo sono tutti a confermare che MCT non sta lavorando per rilanciare lo scalo di Gioia Tauro. Lo scalo si rilancia se si fanno gli investimenti, se il porto si attrezza dal punto di vista infrastrutturale in un mercato competitivo come quello del trashipment. Eppure oggi, grazie alla ZES, il porto potrebbe diventare attrattivo rispetto ad investimenti importanti anche da parte di aziende private, ma bisogna arrestare il declino dell'hub gioiese. Come? Chiediamo che si riapra quel tavolo nazionale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con tutti gli attori che hanno sottoscritto l'accordo quadro per rivedere gli impegni per quanto riguarda gli investimenti su Gioia Tauro, per far comprendere al governo che qualunque intervento che non sia un intervento che faccia sì che su Gioia Tauro arrivino le navi è poca cosa.
La ZES è un fatto importante, noi abbiamo spinto sull'approvazione di questa misura che ancora deve passare al vaglio dell'Unione Europea, ma corriamo il rischio che approvata la ZES a Giuliataro non abbiamo più il posto. Torniamo alla cronaca, nascondeva armi e munizioni in casa, i carabinieri di Vibo arrestano un operaio 54enne, sentiamo. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vibo Valentia hanno arrestato Salvatore Morgese, operaio 54enne residente a Vibo Valentia, e denunciato il fidanzato della figlia, Michele Dominello, disoccupato 26enne, anche egli residente a Vibo Valentia, per il reato di porto e detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione di armi. Nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio avviati a seguito della recrudescenza criminale in città, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare all'interno dell'abitazione di Dominello in via Terravecchia Inferiore ed hanno rinvenuto, occultate all'interno del magazzino al piano terra, 2 pistole a salve prive di tappo rosso e munizioni varie, tra cui calibro 7,65. Nello stesso momento altri militari in servizio di osservazione notavano Morgese allontanarsi da un'altra abitazione di proprietà di Dominello in località Valli di Vibo Valentia con in mano un sacco al cui interno venivano rinvenute altre armi: una pistola semiautomatica calibro 9 con matricola brasa, una pistola a tamburo priva di matricola, una pistola a salve con canna presumibilmente modificata e munizioni varie calibro 351 Magnum, 12, 22, 9 e 9 Luger. Tutte le armi e le munizioni sono state sottoposte al sequestro e Salvatore Morgese è stato rinchiuso nel carcere di Vibo Valentia. Altri fatti, altre storie nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Un 42enne di Spezzano Albanese è morto questa mattina all'ospedale di Castrovillari. L'uomo era rimasto gravemente ferito nel corso di un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri nella città del Pollino. 3 le auto coinvolte, sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti nei nosocomi di Castrovillari e Cosenza. Pugni in faccia alla moglie, un pregiudicato 61enne è stato arrestato dai carabinieri a Castrovillari. La lite, secondo quanto accertato dai militari, scaturita da futili motivi. La donna è finita in ospedale, il 61enne deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e furto di energia elettrica. Sorpreso dai carabinieri alla guida senza patente, un 36enne è finito in manette a Girifalco. L'uomo si è dato alla fuga dopo essere stato fermato da una pattuglia. Durante la corsa il 36enne ha abbandonato una bustina con all'interno della cocaina. I militari lo hanno raggiunto e arrestato. La droga è stata sequestrata. Arrestato dalla polizia a Sellia Marina un 34enne coinvolto nel novembre del 2016 nell'operazione Bordellan per il reato di 416 bis. Le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Il provvedimento è conseguenza della decisione della Corte di Cassazione che ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dallo stesso contro l'ordinanza già emessa dal Tribunale di Catanzaro. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale della città capoluogo. Da lunedì a Cosenza una importante novità, il bus cardioprotetto che collegherà gli impianti ospedalieri, le strutture sanitarie e i centri diagnostici cittadini. Sentiamo. Si chiama Circolare Bianche, del nuovo servizio offerto all'area urbana di Cosenza dall'azienda per la mobilità dell'area cosentina, gestita dal comune, che partirà lunedì prossimo e doterà la città di un nuovo mezzo di trasporto cardioprotetto che metterà in comunicazione gli impianti ospedalieri e tutte le strutture sanitarie e i centri diagnostici cittadini. Da lunedì mattina partirà questa circolare che raggiungerà i vari presidi ospedalieri della città, anche il Mariano Santo che si trova un pochino più decentrato e toccherà tutto l'ospedale, le varie cliniche, centri diagnostici, più o meno vengono raggiunti tutti, non solo per chi deve necessariamente recarsi per motivi di salute, ma anche noi speriamo che questa circolare venga usata da chi lavora in queste strutture in modo da poter diminuire il traffico in città e dare
a noi la possibilità, che è quello che vogliamo poi alla fine, di rendere la città più snella sotto l'aspetto del traffico. Il mezzo sarà facilmente riconoscibile dal colore bianco ed è dotato di un defibrillatore automatico, dunque una significativa linea di trasporto salvavita. Questo progetto non ci siamo dimenticati di chi sta male o di chi ha qualche familiare che sta male e di chi invece semplicemente lavora nelle strutture sanitarie della città. Quindi una circolare bianca è una novità, appunto, come diceva giustamente lei, che verrà lanciata lunedì, e un pullman un autobus facilmente riconoscibile perché sarà tutto bianco e metterà in collegamento tutte le strutture sanitarie, ospedali, cliniche private, centri diagnostici, con un giro appunto pensato ad hoc per chi queste strutture per lavoro o per altre necessità deve frequentarle. Ma quanto costerà ai cittadini questo nuovo servizio? Il costo è un semplice biglietto dell'Amaco a €1,50. Un biglietto dell'Amaco che mi permette di lanciare un appello. Noi da qui a qualche giorno lanceremo una campagna molto forte per invitare tutti quanti a fare il biglietto dell'autobus. Il biglietto dell'autobus costa poco, costa il prezzo giusto, è giusto farlo, e chi non fa il biglietto e prende l'autobus gratis è un incivile. La Casa della Cultura non idonea ad ospitare spettacoli e polemica a Palmi dopo la decisione del sindaco. A Palmi infiamma la polemica dopo che l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccia, poche ore dall'inizio della stagione teatrale, esattamente a meno di 24 ore dall'inizio dello spettacolo Il Lago dei Cigni del Balletto di Mosca, organizzata dagli Amici della Musica, ha chiuso per manutenzione la Casa della Cultura, dove doveva svolgersi la manifestazione. Ora arriva un video di 8 minuti dell'amministratore palmese per spiegare perché si è arrivati a questa misura estrema, una sorta di giustificazione agli attacchi e all'indignazione che sta arrivando da più ambienti della città. I locali della Casa della Cultura purtroppo non sono idonei ad ospitare per spettacoli, neppure con degli accorgimenti immediatamente realizzabili, con riferimento al numero degli spettatori, con riferimento alle vie di fuga, alle norme antincendio, perché purtroppo dobbiamo dire con estrema amarezza che per 40 anni nessuno mai si è occupato di adeguare, seppur minimamente, la Casa della Cultura. E vabbè che nessuno mai da 40 anni si è preoccupato di adeguare la Casa della Cultura come tutto il resto del patrimonio culturale, come dice il sindaco in questo video messaggio, ma non era meglio non fare organizzare il cartellone teatrale all'associazione Amici della Musica, facendo le dovute verifiche prima dell'allestimento degli spettacoli e prima di prendere impegni con le compagnie, invece di fare questa brutta figura con tutti quanti? A volte il buonsenso vale più di un qualsiasi regolamento o normativa. Successo a Cassano per lo show di Gabriele Cirilli, tale e quale a me. Vediamo. 1, 2, 3. Chi è Tatiana? Tatiana è l'amica mia quella grassa, talmente grassa che se si veste del giallo il sole fa e vabbè, allora io me ne vado. E non potevano portarle in scena la sua Tatiana nello spettacolo tenutosi al Teatro Comunale di Cassano all'interno del cartellone prima fila dell'Associazione Culturale 900 Teatri. Spettacolare in tutti i sensi, Gabriele Cirilli ha incantato il pubblico con lo spettacolo #tale e quale a me again. Tale e quale a me perché il posto dove io starò questa sera, il palcoscenico, è l'unico posto dove io riesco a essere tale e quale a me stesso. E # perché apro il mio cuore, il mio hashtag, il mio privato. Cirilli si avventura in uno spettacolo a ritroso attraverso la sua carriera, fatto di ricordi, profumi, musica, tra comicità esilarante, commedia degli equivoci e cabaret, affrontando così il palcoscenico con disinvoltura e leggerezza in un tuffo nel passato, tra racconti di vita vissute ed episodi che toccano le corde dell'anima e rimangono impressi nella memoria degli spettatori, e poi le sue tante imitazioni canore a cui in questi anni ci ha abituati. Oppa, Gangnam Style! Quando l'abbiamo portato noi in televisione, Psy, non era ancora, nella rete aveva fatto già non so quante visualizzazioni, ma non lo conoscevano ancora bene. L'abbiamo portato noi su Rai 1, dal giorno dopo hanno cominciato a fare i flash mob ed è diventata una cosa, ma lo sai che la gente mi incontrava, un vecchietto, mi scorderò mai, il giorno dopo mi ha incontrato e mi fa: e dove lo trovo il tuo disco? Il tuo disco. Finestre sulla quotidianità, rielette con spirito dissacrante ma al tempo stesso poetico e attuale, che hanno permesso a Cirilli di
cimentarsi con una prova d'attore completa e poliedrica, da mattatore della risata, in cui attraverso il ritorno al passato esprime la sua maturità artistica, facendo vivere ogni volta un personaggio diverso da sé. Un artista sempre alla continua ricerca di nuovi, stimoli per fare delle nuove gag, dei nuovi sketch. La notte dei licei, iniziativa nazionale sperimentata anche in diversi istituti calabresi. Noi siamo andati a Bovalino. Un'iniziativa sperimentata da tempo in ambito nazionale e che trova sempre più attenzione e proseliti. L'Istituto di Istruzione Superiore Francesco Lacava di Bovalino, diretto dalla dottoressa Caterina Utelitano, ha aderito all'iniziativa della Notte Nazionale del Liceo Classico, voluta dal Liceo Gulli e Pennisi di Aceriale e condivisa da oltre 400 scuole omologhe italiane. Il progetto è riconosciuto dal MIUR e ha il patrocinio dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. È una vera occasione di orientamento e di formazione. Durante la serata sono stati realizzati laboratori, esperimenti interattivi, performance teatrali e spettacoli di vario genere. Un modo diretto per sensibilizzare l'opinione pubblica e le nuove generazioni sull'importanza e l'attualità degli studi classici, un obiettivo che si può dire raggiunto e che ha riguardato, come detto, tante scuole italiane, 400 licei classici dislocati in diverse aree del territorio nazionale, tutti accomunati da una unica ed importante idea, l'esaltazione della classicità e l'esaltazione della sua attualità. Insomma, un bel percorso che aiuta i giovani a capire e a migliorarsi. E adesso lo sport, il calcio. Gennaio è periodo di calciomercato, tutti concentrati sulle trattative, sui sogni a volte proibiti delle formazioni, in questo caso quelle calabresi. Si è mosso qualcosina, altro verrà fatto. Per fortuna però c'è anche la Coppa Italia e allora c'è un assaggio di Serie C con Cosenza Trapani. Marco Capuano si presenta ai tifosi del Crotone e, come si fa in questi casi, promette massimo impegno nella corsa salvezza della squadra rossoblù, che raggiunge, lasciando un'altra rossoblù, il Cagliari. Il calciatore si è legato alla società calabrese e alla formazione di Zenga con un accordo fino a giugno 2018, con la speranza di prolungarlo proprio in caso di obiettivo raggiunto. Questa è una squadra che mi è sempre piaciuta, l'ha dimostrato l'anno scorso, ma anche quest'anno, al di là della classifica, che non molla mai. È sempre una squadra molto tignosa che comunque fa giocare male le squadre avversarie, perché appunto è una squadra molto compatta. Niente, mi ha fatto una buona impressione. Quindi sono sicuro che col mister Zenga lavoreremo bene per centrare l'obiettivo. È l'essenza del calciomercato, dalla A alla C, con il passaggio quasi sempre gratuito di calciatori da una sponda all'altra, nella speranza di migliorarsi, puntando sulla spinta emotiva che dall'indossare una nuova maglia e magari sul rendimento maggiore che si ottiene in un contesto diverso. E così il rientro dal prestito di Giuseppe Caccavallo dal Cosenza al Venezia, che lo ha girato al Catania, è un'operazione che soddisfa tre società: il Cosenza, che rinuncia ad un giocatore dal contratto oneroso che non ha reso rispetto alle aspettative, il Venezia, che risparmia l'ingaggio di un elemento non utile alla propria causa, e il Catania, che offre al tecnico Lucarelli un calciatore da rivitalizzare e inserire nei propri schemi. Proprio il Cosenza adesso potrà individuare un sostituto, magari con caratteristiche diverse, per aumentare il proprio potere offensivo. Non è un mistero che i rossoblù puntino sull'acquisto di un bomber navigato come Leonardo Perez o di un astro nascente come Alessandro Polidori. Il presidente Guarascio, considerata la crescita esponenziale del gruppo, annuncia pochi movimenti che potrebbero aumentare se si presentassero occasioni importanti per alcuni tesserati, appetiti da società di Serie B e poco utilizzati da mister Braglia, vedi Statella e Perina. Operazioni fattibili solo in caso di contropartita economica, considerato che i due ad inizio stagione erano inseriti fra i top player della categoria. Piace anche il calciatore nigeriano David Okereke, classe 97, proveniente dalla B, dove pare abbia trovato poco spazio. Intanto alle porte c'è la sfida di Coppa DC degli ottavi, con il Cosenza che ospiterà al San Vito Marulla il Trapani. Siamo a casa e cerchiamo di fare il meglio che possiamo fare.
Però il nostro obiettivo è continuare a fare bene in campionato. Vediamo come mettersi domani. Noi sappiamo che affrontiamo, al di là delle assenze loro sono una grande squadra. Rispetto a quando si è vinto noi a Trapani gli rientra Marras. Noi cercheremo di fare il massimo per passare il turno come lo faranno loro. Sarà sempre quello che ci servirà per affrontare il campionato la domenica dopo, dove avremo una partita molto difficile. Perciò andiamo avanti per la nostra strada, tranquilli, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, perciò vediamo, alla lunga poi si vedrà. A Rende, dopo l'ottimo rendimento della prima parte di stagione, si pensa davvero poco al mercato e ci si coccola i calciatori che fin qui hanno regalato soddisfazioni alla formazione biancorossa. Armeno, classe 94, e Giovanni Giuffrida sono due delle nuove pedine giunte alla corte di mister Maurizi, una rivisitazione parziale dell'organico che di sicuro porterà qualche altro elemento ad indossare la casacca amaranto. In casa giallorossa invece ufficializzato l'ingaggio di Antonio Sepe, il difensore proveniente dall'Acragas, classe 92, ha all'attivo 20 presenze in questa stagione fra campionato e coppa, ma non si escludono arrivi in altri reparti, ovviamente. Qualche partenza illustre. E adesso il meteo con gli esperti Meteo in Calabria che ci dicono qual è la situazione per le prossime ore. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Si sposta verso la Grecia il mini depressionario che ha portato precipitazioni, specie sui settori ionici del Cosentino e del Crotonese. Avremo quindi un miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione, anche se permarrà sui settori tirrenici una certa variabilità. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani migliora sui versanti ionici con ampie schiarite, moderata variabilità sui settori tirrenici con locali addensamenti, specie sull'Ametino e Vibonese, associati a possibili deboli piogge. Temperatura stazionaria. Passiamo ora ai mari e venti. Domani mari ovunque poco mossi, con venti deboli dai quadranti occidentali sul Tirreno e basso Ionio. Deboli di direzione variabile sulle rimanenti aree. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito, arrivederci e buon weekend. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.